Il rispetto per gli animali è un atteggiamento di squisita civiltà, che a volte si dimentica anche nella nostra evoluta regione. Il Veneto non è esente dalla piaga dell'abbandono degli animali d'affezione, da fatti di assurda crudeltà di cui spesso sono vittime e da problemi inerenti alle strutture di ricovero per animali abbandonati. La Lega Nord, con un progetto di legge formulato per la prevenzione dei maltrattamenti, dell'abbandono e del randagismo, ha voluto suggerire significativi passi in avanti alla normativa regionale del Veneto. La proposta presenta alcune novità riguardanti innanzitutto la suddivisione dei compiti tra i vari livelli istituzionali, l'uniformazione del modus operandi delle guardie zoofile e l'incentivazione del portato curativo e sociale che scaturisce dal rapporto tra uomo e animale, prevedendo per esempio la possibilità di trattenere in casa di riposo un cane. Un altro aspetto riguarda il ruolo dei comuni insieme alle ULSS e ai medici veterinari convenzionati e alle associazioni ed enti per la tutela degli animali, che avranno funzione di controllo del randagismo, di tutela degli animali, di protezione delle adozioni e del contenimento delle nascite. Il Veneto è la regione delle partite IVA, è il territorio dove maggiormente si concentra il lavoro autonomo. Con la proposta di legge regionale Statuto del lavoro autonomo, presentata dal gruppo consigliare Veneto della Lega Nord Liga Veneta, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, si vuole dare dignità giuridica alle nuove forme del lavoro e a quel lavoro autonomo che si è diffuso negli ultimi anni con grande rilevanza nella filiera produttiva, ma che è privo di rappresentanza, norme di tutela, previdenza e assistenza. Il progetto di legge sul lavoro autonomo ha lo scopo di valorizzare e aiutare i lavoratori autonomi e i cosiddetti lavoratori atipici. Riguarda pertanto le partite IVA ai professionisti, le microimprese e le ditte individuali, le nuove attività e i mestieri emergenti. Tra gli interventi previsti proponiamo l'esenzione dell'IRAP per le microimprese e il sostegno economico per i periodi di malattia, di cura, di aggiornamento e formazione e anche per i periodi di mancanza di lavoro perché non ci sono commesse per il lavoratore autonomo. Prevediamo inoltre delle forme di tutela e di garanzia nel caso di ritardati pagamenti e il sostegno alle iniziative dei giovani e delle donne che vogliono mettersi in proprio. In Italia, dove la tassazione è la più alta d'Europa e il costo del lavoro risente in modo pesante degli oneri INPS, creare zone franche in concorrenza con il nostro distretto del Marmo, già in crisi, significa portare alla chiusura delle nostre aziende che impegnano gran parte della forza lavoro di molti comuni veronesi. Verona, insieme a Massa Carrara in Toscana ed Erice in Sicilia, rappresenta uno dei più rilevanti e imponenti distretti del Marmo in Italia. Tuttavia, il distretto del Marmo del capoluogo scaligero, già in crisi, sembra destinato a ridimensionarsi per concorrenza sleale. Il timore maggiore è che si giunga alla chiusura delle aziende veronesi che operano in molti comuni come Grezzana, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Cavaillon, Affi, Rivoli, Caprino Veronese ed altri. Per evitare che ciò avvenga, la Lega Nord intende impegnarsi per estendere anche alla città Verona le agevolazioni di cui godono le cosiddette zone franche. Massa Carrara ed Erice, che ricadono nelle zone franche, traggono vantaggio da esenzioni fiscali totali della durata di 5 anni e da esenzioni parziali della durata di 9 anni, che riguardano non solo le imposte sul reddito, ma anche i contributi dei dipendenti. La Lega Nord vuole impedire questo tipo di concorrenza sleale. Ci sono 5.000 addetti da salvare, infatti solo con la crisi dell'ultimo anno 600 persone hanno perso il posto di lavoro e il peggio deve ancora venire. Se non viene estesa l'agevolazione anche al nostro distretto, si stima che si potranno perdere ben 2.000 posti di lavoro.